Ritorno del regime in Afghanistan. Martedì a Venezia il coordinamento delle prefetture del Veneto per gestire l'accoglienza dei primi 87 profughi. Dal Veneto 30.000 firme per la petizione nazionale dei docenti contro il Green Pass a scuola. È l'azione promossa dal sindacato ANIEF che chiede aule più grandi e la fine delle classi pollaio. Tragico incidente fra due auto nella notte a Borgo Valbelluna. A perdere la vita un 24enne ciclista di Cesio Maggiore, tornava da una festa. Una bomba di fabbricazione artigianale è stata lanciata ieri sera all'interno del campo nomadi di Via Diaz a Vicenza. Paura ma nessun ferito, indagano i carabinieri. Rubava preziosi orologi, gioielli e contanti dalle case delle famiglie in cui prestava servizio come babysitter. Nei guai una cinquantenne padovana scoperta dalla polizia di Verona. L'allarme è lanciato dal mondo della pallavolo e della pallacanestro. La possibilità di riempire di pubblico solo per un terzo i palazzetti mette a rischio la vita stessa delle società sportive. Domani la cerimonia per ricordare la tragedia di Falco e la morte del suo equipaggio 12 anni dopo. Zaia sia occasione per omaggiare chi ogni giorno senza clamore compie un lavoro difficile e rischioso. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, edizione regionale che apriamo con il tema dell'accoglienza dei profughi di nazionalità afghana. Tutto il Veneto si sta mobilitando con le prefetture che si riuniranno a Venezia la prossima settimana nel corso di un vertice regionale. Vertice martedì prossimo, 24 agosto a Venezia, con l'incontro tra tutte le prefetture venete per fare il punto sull'accoglienza profughi di nazionalità afghana in arrivo da Kabul, con Cacorner, cabina di regia a livello regionale, 87 le persone afghane da accogliere in tutto il Veneto. Si tratta per lo più di famiglie, con le prime 5 già arrivate a Venezia. L'arrivo per tutti nelle diverse città venete avverrà nel giro di una settimana o poco più, ovvero quando tutte le persone, tra cui diversi bambini già presenti in Italia a Roma, avranno terminato il previsto periodo di quarantena. Seguirà giovedì 26 in Piazza Martiri a Milano dalle 18:30 il flash mob delle donne in nero, solidali con le donne afghane insieme al Centro Pace e lo SPI CGIL. E sempre a livello regionale sarà lo chef veneziano Hamed Ahmadi, fratello dell'attivista Zara in salvo dai talebani a Roma, a ricoprire il ruolo di referente veneto per chi fugge dall'Afghanistan. Pare che ora ci sia il rischio di attacchi contro gli aerei in partenza. Lì nei villaggi succede di tutto, scrive sempre nei post dalla sua pagina Facebook, dove pubblica anche un video le cui immagini risultano però davvero troppo crude. Optiamo per quest'ultimo video, dove i talebani, armati anche di Kalashnikov, si accaniscono contro la bandiera nazionale dell'Afghanistan. Ha vissuto 10 mesi in Afghanistan girando tutto il paese nell'ambito della missione internazionale ISAF dell'esercito italiano. Il primo luogotenente, ora in pensione, Gaetano Massimo Giordano, ci racconta cosa ha visto e lo racconterà anche ai suoi concittadini a est in un incontro pubblico il prossimo lunedì. C'era una specie di anarchia nel controllo del traffico, di tutto quello che c'era, e in più la situazione della gente, però c'era una vaga speranza di un qualcosa che stesse succedendo. Almeno questa è la prima impressione. Questo quanto respirato a Kabul. Agosto 2010, Gaetano Massimo Giordano atterra a Kabul, militare dell'esercito italiano, esperto in comunicazioni nell'ambito della missione ISAF. Il popolo spera, ci credono anche i militari impegnati nell'operazione di peacekeeping. Qui passerà 10 mesi percorrendo tutto il paese all'interno di un gruppo di controllo e intelligence internazionale con una donna afghana come interprete. Io ho girato tutto l'Afghanistan, sia in macchina sia in elicottero. Eravamo un team di 4 persone, eravamo io, un colonnello americano, un generale australiano e il suo deputy che era un maggiore australiano. E posso dire che ho avuto la possibilità di conoscere il paese abbastanza bene, vedendo le città come Herat, Kandahar, Kabul, e anche nei paesi, nei villaggi, la parte rurale dell'Afghanistan, che è come essere nel Medioevo. E infatti in un villaggio dove arriva dopo un sanguinario attacco di un gruppo di ribelli, ecco cosa gli accade. Il capovillaggio venne a lamentarsi da noi dicendo che praticamente gli erano morte 3 vacche quando negli insurgenti erano state uccise la moglie e la figlia, e lui venne lì e si lamentò degli animali ma non delle donne, e noi rimanemmo basiti, insomma.
Poi quello che colpisce agli occhi era la povertà, i bambini che venivano lasciati alla mercé di se stessi in giro per Kabul e che un po' dovevano arrangiarsi, insomma, e le donne che erano sempre trattate con una certa diffidenza. Una terra di conquista, l'Afghanistan, dove era ancora capillare la presenza di gruppi talebani e dove spesso i cittadini gli ripetevano questa domanda. E il capivillaggio delle volte, per esempio, il costruire una scuola, il costruire una strada, il fargli capire che le ragazze comunque devono essere istruite come i bambini. A volte ti facevano la classica domanda: noi vi diamo retta, noi vogliamo bene, ma se un domani andate via, se un domani succede qualcosa, qua i talebani ci sono dappertutto, cosa facciamo noi? La risposta purtroppo la stiamo vivendo in questi giorni drammatici. Cosa ha visto in Afghanistan il primo luogotenente Giordano lo racconterà lunedì a Este, appuntamento alle 19 all'Arcafè di Piazza Trento. Ora veniamo alla pagina dedicata al Covid, perché proseguono nelle città italiane e del Veneto i raduni dei Novax, anzi Free Vax, No Green Pass. Con le immagini adesso andiamo a Padova, dove è in corso un vero e proprio corteo, lo vedete, perché si sono radunate oltre 2000 persone in Piazza Duomo questo pomeriggio. Proprio poco fa per noi c'era la nostra Chiara Gaiani e in corteo stanno raggiungendo Prato della Valle. Non è l'unica manifestazione che si sta svolgendo in queste ore per contestare soprattutto l'applicazione della certificazione verde. Altri raduni, altri movimenti, manifestazioni di piazza sono in corso a Treviso e anche a Venezia, e sappiamo che l'obiettivo è quello di continuare ogni sabato a presidiare le città con questi raduni finché il governo non deciderà di modificare la sua politica in materia di Green Pass, che d'altro canto va invece avanti. Per la polizia comunque si sono radunate meno persone rispetto a 15 giorni fa. Questa Padova. Vaccinarsi contro il Covid è giusto, ma pensare di sanzionare i docenti senza Green Pass è scorretto. Vediamo cosa si deciderà martedì prossimo nell'incontro a Roma con il ministro Patrizio Bianchi, così la CGIL Scuola di Venezia. Personale scolastica, vaccinazione anti-Covid. In Veneto ad oggi ancora da vaccinarsi complessivamente tra il 10 e il 7% tra docenti e personale ATA. Martedì prossimo, 24 agosto, incontro con le categorie sindacali a Roma con il ministro dell'istruzione per sciogliere i nodi sul Green Pass obbligatorio al momento fino al 31 dicembre per il personale in questione, con l'eccezione prevista per i lavoratori fragili, quest'ultimi esentati dalla vaccinazione, così dalla Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL di Venezia. Noi continuiamo a dire e istighiamo alla campagna vaccinale perché è l'unico modo per venirne fuori. Poi adesso bisogna vedere come andrà. Io ho fiducia nell'incontro del 24 agosto che possa venire fuori una soluzione più omogenea di quella che c'è adesso, c'è più elastica per la scuola, perché secondo me partiamo con il piede sbagliato. Il piede sbagliato sono le previste sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi non sarà in possesso del Green Pass a scuola, con lo stop alla retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata. Il personale scolastico che anche nel Veneto non si sottoporrà a vaccinazione entro il 1 di settembre e non risulterà guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi dovrà obbligatoriamente sottoporsi a test molecolare o antigenico rapido ogni 48 ore, cioè circa ogni 3 giorni a settimana a proprie spese. Oltre a tutti i problemi che abbiamo a scuola, con il personale, con le cattedre, con gli alunni, con le classi pollaio, insomma ci mancherebbe solo che aggiungessimo dell'altro e l'inizio della scuola diventa un patatrac. E dal Veneto intanto 30.000 firme nella petizione nazionale dei docenti contro il Green Pass a scuola. È l'azione promossa dal sindacato ANIEF. Io sono vaccinato, invito i colleghi e il personale scolastico a vaccinarsi, però non ci piace l'obbligo del Green Pass, quindi chiediamo, abbiamo sviluppato una petizione che ha raggiunto in 9 giorni 120.000 firme che presenteremo al Parlamento contro proprio l'obbligo del Green Pass, perché questo è un falso problema.
120.000 firme a livello nazionale e di queste un quarto, 30.000, vengono dal Veneto. La petizione del sindacato docenti ANIEF parte da un assunto: non chiamateci Novax, non lo siamo. Perché se ad ora in Veneto l'86% del personale scolastico è vaccinato significa che il mondo della scuola ha risposto con responsabilità alla chiamata. Il Green Pass però, attacca ANIEF, non è solo discriminatorio contro chi non è d'accordo, visto che l'obbligo vaccinale non c'è. Il Green Pass, spiegano, non salva dalla pandemia. La petizione chiede la fine delle classi pollaio, lo sdoppiamento delle aule, il raddoppio del numero dei docenti, basandosi su dati del Politecnico di Torino. Nelle scuole, per stare bene in sicurezza, occorrono esattamente 35 metri quadrati. Quindi stanno bene 14 alunni più un docente. A questo poi si aggiunge il distanziamento previsto appunto a causa Covid di 1 metro, quindi i volumi si raddoppiano. Cosa è stato fatto? Assolutamente nulla. Altro capitolo, quello dei tamponi per gli insegnanti non vaccinati. Perché, visto che il governo attualmente prevede delle scuole sentinelle su base appunto del progetto Veneto, dove ogni mese si prevede 100.000 tamponi per allievi under 12 anni, i quali non sono obbligati quindi a vaccino, perché non renderli gratuiti anche ai docenti? Ecco, questo noi non comprendiamo. Perché questa caccia alle streghe, soprattutto per quanto riguarda i docenti? Non parliamo poi dei trasporti. Cosa è stato fatto per i trasporti? Pochissimo o assolutamente nulla. Petizione e attesa di risposte dal governo, pronti all'azione legale di massa se l'obbligo di Green Pass non verrà cancellato. Faremo una class action nei confronti appunto del governo italiano e di questo noi non temiamo nulla. E sul caso invece della pallavolista che accusa il vaccino di averle causato la pericardite, interviene il dirigente della medicina dello sport di Treviso. Casistica esistente ma molto limitata, dice, rischio molto più elevato tra chi si ammala di Covid. Non è affatto meravigliato il dirigente della medicina dello sport di Treviso, Patrizio Sarto, del caso della pallavolista di Conegliano Francesca Marcon, costretta a saltare il raduno con il Volley Bergamo per una pericardite che lei attribuisce al vaccino. La pericardite, dice Sarto, è generalmente frequente negli sportivi, sono sufficienti un'influenza o una gastroenterite. Che sia collegata al vaccino è possibile, una casistica esiste già con delle puntualizzazioni. Intanto la probabilità è remotissima. Primo messaggio. Secondo messaggio, la tempistica di manifestazione di questa infiammazione miopericardica va dal punto zero, dal giorno 0 al massimo, diciamo fino a 90 giorni, ma la concentrazione maggiore avviene tra 0 e 4 giorni. Ok, quindi ci si aspetta in quella, ancorché remotissima probabilità, in quel periodo. Il messaggio che potremmo dire è: fatta la vaccinazione prima e seconda dose, evitare nella settimana dopo la vaccinazione di fare sforzo fisico. La pericardite è un'infiammazione della membrana che riveste il cuore, che spesso è asintomatica e si risolve da sola. Va detto che la percentuale di casi tra i positivi al Covid è invece piuttosto elevata. I dati del nostro gruppo, che abbiamo pubblicato con il gruppo dell'Università di Siena, da Treviso, abbiamo dimostrato che circa il 3-4% degli atleti possono avere una miopericarite da SARS-CoV-2. E quindi dobbiamo fare i conti, 3-4% sui dati che abbiamo testato noi, rispetto allo 0,010 volte 1 del rischio di una miopericardite da vaccinazione. Allo stato attuale i dati dicono che anche la pericardite collegata al vaccino si risolve per lo più restituendo ai pazienti una vita normale. Allo stato attuale i dati che sono riportati in letteratura ci dicono che la stragrande maggioranza viene dimessa senza avere effetti collaterali. Il dirigente della medicina dello sport si mette infine a disposizione di Francesca Marcon. Noi non conosciamo il suo caso, ma se vuole siamo a disposizione come azienda per poterla valutare e seguire se mai ci dovesse essere bisogno, insomma. Ora veniamo alla cronaca, al tragico schianto tra due auto nella notte a Borgo Valbelluna. A perdere la vita il 24enne Enrico Tessaro, giovane atleta in forza all'Unione Ciclistica Foen Battistel, tornava da una festa. Drammatico incidente nella notte. I vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno sono stati allertati poco prima delle 5 per un incidente stradale in località Molinello, al chilometro 3 della strada provinciale 1 bis nel comune di Borgo Valbelluna. I pompieri provenienti dal distaccamento di Feltre, con l'aiuto dei sanitari accorsi sul posto, hanno provveduto ad estrarre i due guidatori, mettendo poi in sicurezza le autovetture.
Purtroppo nello scontro frontale ha perso la vita uno degli occupanti dei due mezzi. Si tratta di Ernesto Tessaro, 24enne di Cesi Maggiore, che si trovava a bordo di una Alfa Romeo Mito. Indenne invece l'altra persona coinvolta, 38 anni, di Elano Di Piave, che guidava la Golf con cui la vettura della vittima si è scontrata. In corso di accertamento da parte dei carabinieri di Feltre le responsabilità in merito all'accaduto. E invece una bomba di fabbricazione artigianale è stata lanciata ieri sera all'interno del campo nomadi di Via Diaz a Vicenza. Attimi di terrore ieri sera al campo nomadi di Via Diaz a Vicenza. Ore 22:30, un'auto rallenta nei pressi del cancello Carraio. Uno degli occupanti della vettura lancia in fretta un oggetto in direzione dei camper parcheggiati ed esplode. Sono momenti coincitati tra i presenti, mentre l'auto degli attentatori sgommando fugge via ad alta velocità. Fortunatamente solo tanto spavento, perché l'ordigno era stato confezionato per fare solo un gran botto, non per provocare danni. Ad accertarlo i carabinieri subito intervenuti, che dopo aver constatato che l'area fosse fuori pericolo, senza aver provocato né feriti né danneggiamenti, si sono messi a raccogliere i frammenti residui della bomba artigianale per poterli analizzare. Si tratterebbe di un involucro di plastica dove sarebbe stata immessa una modica quantità di polvere pirica. L'innesco invece è apparso più professionale, una miccia accesa poco prima del lancio. Un'ipotesi confermata dalle prime testimonianze raccolte che descrivono una piccola fiammata prima del botto vero e proprio. Insomma, il gesto appare una pesante forma di intimidazione più che un attentato. Le indagini ora proseguono per cercare le motivazioni e i mandanti. Ha confessato il nipote di Paolo Fonsatti, il 73enne vicepresidente della Trevisani nel Mondo, ucciso nei giorni scorsi ad Arborea, in provincia di Oristano, località in cui durante il fascismo andarono a vivere molti villorbesi. Il nipote 55enne aveva raccontato di essere rimasto vittima insieme allo zio di una rapina da parte di sconosciuti, tanto da essersi ferito alle mani, ma la versione non ha da subito convinto i carabinieri, che lo hanno piantonato in ospedale e quindi risentito più volte. Alla fine Giancarlo Fonsatti ha ammesso di aver accoltellato lo zio al culmine di una lite, zio da cui aveva ricevuto un rifiuto all'ennesima richiesta di denaro. Il 55enne ha poi indicato dove ritrovare il coltello che, come vedete dalle immagini, è stato recuperato dai subacquei perché era già stato gettato in un canale. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha voluto ricordare con un post sui social il 14° anniversario del massacro di Gorgo al Monticano, la barbara uccisione dei due coniugi Guido Pellicciardi e Lucia Comin. Era la notte del 21 agosto del 2007 quando marito e moglie furono brutalmente assassinati nella dépendance della villa di cui erano custodi. Mi unisco al cordoglio del figlio Daniele e della sua famiglia, che ha combattuto a lungo per avere giustizia per una tragedia che ha profondamente segnato tutta la città e il Veneto intero, ha scritto Zaia. Una messa per ricordare i coniugi Pellicciardi era in programma proprio pochi minuti fa, oggi dunque a Gorgo. Rubava preziosi orologi, gioielli e contanti dalle case delle famiglie in cui prestava servizio come babysitter. Nei guai alla fine è finita una 50enne scoperta dalla polizia di Verona. Dovrà presentarsi tutti i giorni per la firma alla polizia giudiziaria la 53enne incensurata, originaria di Padova ma residente a Verona, ritenuta responsabile di vari furti nel corso del suo servizio di babysitter. Una tata affidabile che era riuscita a conquistarsi la fiducia delle molte famiglie, tutte facoltose, dove seguiva i figli e, nelle ore libere, si dedicava a ripulire i cassetti di oggetti particolarmente preziosi come orologi Rolex, Cartier, anelli di preferenza con diamanti, un bullone di Bulgari. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Verona è partita dopo la denuncia di una serie di furti avvenuti in un quartiere residenziale di Borgo Trento, da dove erano spariti anche soldi contanti. Le indagini hanno permesso di risalire proprio alla donna. In casa sua gli agenti hanno trovato contanti e alcuni dei preziosi orologi sottratti. Voltiamo pagina con l'allarme lanciato dal mondo della pallavolo e della pallacanestro. La possibilità di riempire di pubblico solo per un terzo i palazzetti mette a rischio la vita stessa delle società sportive. È chiaro che è un grido d'allarme, quindi è un grido disperato.
In questo momento possiamo dire è la fine della pallavolo. Capienza dei palazzetti dello sport al 35%, quando negli stadi di calcio si raggiungerà il 100%. Così si uccide il volley, recitava il manifesto eloquente pubblicato nei giorni scorsi, e lo stesso rischio corre la pallacanestro. Per questa nuova stagione, con l'utilizzo del Green Pass, ci si aspettava ben altro. Campagna abbonamenti, sponsorizzazioni, la stessa attività delle giovanili che coinvolge migliaia di ragazzi, tutto è ancora per aria. Quello che ci terrorizza è la precarietà delle informazioni, cioè tu oggi parti con 35, non sai se è a scalare, a scendere. L'anno scorso siamo partiti tutti noi con 700 persone su 5.500 che è la capienza e le hanno azzerate dopo 20 giorni. Poter riempire solo un posto su 3 per società da tutto esaurito come DeLonghi e Imoco sarebbe fatale, aggiunge Vazzoler. Noi viaggiamo al 90% riempimento medio, cioè siamo su 5.000 persone su 5.400 disponibili media anno. Capisci come l'impatto è drammatico. Allora o hai società quali quelle di Bologna e Milano, dove un mecenate decide alla vecchia maniera di finanziare con decine di milioni di euro, oppure rischi veramente di chiudere tutto. Il tempo stringe, il governo, ribadiscono le società sportive, deve analizzare la questione a fondo e trovare al più presto una soluzione. Oggi ho letto anche delle dichiarazioni del sottosegretario Vestali, dove vorrebbe portare un 100% per quello che è all'aperto e un 50% per gli impianti al chiuso. Noi stiamo lavorando in questa maniera tutti insieme con le leghe, con le federazioni, per cercare assolutamente di aumentare il 35% e portarlo perlomeno a un 50% iniziale, per poi comunque aumentare sempre di più la capienza. Ricorre domani il 12° anniversario della tragedia di Falco e della morte del suo equipaggio. Il soccorso alpino ricorderà Dario De Felipe, Fabrizio Spaziani, Marco Zago e Stefano Da Forno con una messa alle 18 nella Basilica dei Santi Filippo e Giacomo a Cortina d'Ampezzo. La funzione religiosa sarà celebrata in memoria dei tanti volontari e colleghi che hanno perso la vita per l'amore del prossimo. Al cordoglio si è unito anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato però come questa sia anche l'occasione per esprimere l'orgoglio che questa terra prova di fronte a tutti coloro che ogni giorno senza clamore compiono un lavoro difficile e rischioso, con passione e professionalità, ben sapendo che potrebbe essere anche fatale. A meno di 72 ore dall'apertura della biglietteria online sono già pressoché introvabili biglietti per molte delle proiezioni serali più attese. La mostra, parliamo di Venezia, è già esaurita. Biglietti? Già non se ne trovano più a 72 ore dall'apertura della biglietteria online, operativa da mercoledì pomeriggio alle 15, è già caccia quasi febbrile ai preziosi tagliandi per vedere un film in sala grande accanto alle star alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono già esauriti i biglietti per le proiezioni serali più attese, anche se un altro quantitativo, pur risicato, dovrà essere riservato alla vendita il giorno della proiezione. Una corsa al biglietto dovuta alla capienza delle sale, ridotta del 50%, e anche dal programma sontuoso e scoppiettante messo insieme dal direttore Alberto Barbera. Molto attese sono anche le giornate degli autori. Giornate degli autori, 18° anno. Si dice che è l'età della maggiore età. Si dice che fino a quel giorno non avevamo l'età, da quel momento sì. Programma di quest'anno, firmato dal direttore artistico Gaia Furrer, programma concepito insieme al presidente Andrea Purgatori. Per tutto il festival la Biennale ha già venduto 16.000 biglietti, altri 12.000 sono a disposizione per la vendita. Dunque, rassicura la stessa Biennale, c'è posto per tutti, in sicurezza al Lido. Ma soprattutto un programma che vorrebbe restituire la voglia di festa, la voglia di incontro, la voglia di scoperta. L'invito del delegato generale delle giornate degli autori Giorgio Cosetti è già così un programma. All'interno di questa, in modo indipendente, le giornate pensano di doversi ritagliare un ruolo di stimolo, di diversità e di curiosità nel senso della festa, e quindi che la festa cominci. Sulle immagini della Mostra del Cinema di Venezia ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo.
Domenica bel tempo, ma le condizioni tenderanno a peggiorare sulle Alpi per l'avvicinamento di una nuova perturbazione, i cui effetti saranno più diffusi a partire da lunedì 23. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Sarà possibile soltanto qualche occasionale addensamento e locali rovesci a partire dal pomeriggio sui settori montuosi. In serata i fenomeni potrebbero estendersi localmente anche fin verso le pianure limitrofe. Vediamo anche le temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole un po' su tutti i settori, tuttavia in serata non si escludono dei temporali in montagna. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui qualche acquazzone sui settori più settentrionali della regione, sarà asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con Antenna 3.